Buongiorno, siamo online con questa comunicazione della ispettrice Franca Darè dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. Sono molto felice di ospitarla, abbiamo lavorato insieme in passato e quindi abbiamo anche un'esperienza comune che mi garantisce una preparazione davvero straordinaria della collega e soprattutto ho avuto modo di apprezzarla nelle conferenze di servizio nelle quali lei ci ha presentato insieme ad altri colleghi le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica. Questa nostra proposta formativa è tutta concentrata, proprio incentrata sulla pianificazione e la didattica dell'educazione civica. Consentitemi solo un'osservazione. È ben triste il fatto che sia stata necessaria una legge per reintrodurre l'insegnamento dell'educazione civica. Quando è necessaria una legge per fare qualcosa vuol dire che c'è qualcosa che non ha funzionato prima e che bisogna guidare la comunità in maniera ferma verso una certa direzione. E la domanda è: ma perché le dittature sono sempre così pronte a creare pensiero, immaginario, formazione per la loro continuità, che poi sappiamo è destinata al fallimento, e il regime più complesso, più difficile da realizzarsi, che richiede collaborazione, impegno, partecipazione, riflessione continua, come la democrazia nelle sue forme varie, complesse, articolate, nelle sue interpretazioni anche storiche, ma la democrazia è un regime fondamentale per l'evoluzione, per il progresso, la civiltà, perché la democrazia non è attenta alla sua continuità, perché vive quasi come un fastidio la formazione dei ragazzi, dei giovani in un'ottica democratica. Si ha quasi paura in qualche maniera di schierarsi politicamente. Vuol dire che il nostro paese non era ancora pienamente maturo per una democrazia consapevole delle sue alternative, delle sue forme diverse e dialettiche. Oggi la scuola è uno strumento fondamentale e gli orizzonti dell'educazione civica, come ci dirà l'ispettrice D'Arex, sono molto molto allargati e ci inseriscono in un discorso internazionale. Quindi sono molto contento di aver avuto la possibilità di introdurre nella nostra pianificazione formativa di job questo intervento e auguro all'ispettrice buon lavoro e a tutti voi buon ascolto. Grazie Franca, puoi procedere, grazie davvero. Grazie mille di questa lusinghiera che mi carica di responsabilità che io accetto volentieri presentazione e il tempo per un argomento così complesso è davvero poco. Io correrò quindi molto velocemente e passo innanzitutto a condividere le slide che presenterò. Ecco qua. E illustrerò, ancorché appunto un attimo di corsa, la legge 92 nei suoi aspetti sia un attimo critici che comunque è possibile appunto contenere nella pianificazione didattica queste criticità, sia le linee guida che hanno anche più di un aspetto critico rispetto alla legge, ma dove è possibile anche qui metter mano con un'attenta pianificazione del curriculum e soprattutto uno sguardo alla didattica e allo spirito con cui affrontare appunto l'insegnamento. Un assist molto importante me l'ha dato appunto il dottor Quaglia quando ha detto: ma perché la democrazia non è così attenta? E anch'io parto con una domanda: perché periodicamente c'è la spinta a reintrodurre l'educazione civica? Periodicamente il legislatore, l'opinione pubblica, sindaci, amministratori, politici dicono bisogna reintrodurre l'educazione civica a scuola perché i comportamenti dei cittadini ci sembrano poco allineati appunto a una etica pubblica consona, bisogna che la scuola appunto si prenda carico di questa responsabilità. Che la scuola si debba prendere carico di questa responsabilità è indubbio, nel senso che l'aspetto educativo del rispetto fra persone, delle buone maniere, della morale personale è compito della famiglia, indubbiamente, e nessuno può abdicare da questo importante compito. Tuttavia, invece, la cittadinanza è compito della scuola, perché la scuola ha in mano e ha la responsabilità diretta dell'educazione alla polis e quindi al civismo, alla partecipazione. Quindi nessuno può dire nell'ambito della scuola non ci tocca, tocca a qualcun altro.
l'aspetto dell'educazione pubblica, della partecipazione, proprio dell'educazione alla polis, è della scuola. È l'istituzione che gli stati hanno inventato, fra virgolette, gli stati moderni hanno inventato, fra virgolette, proprio per consegnare alle nuove generazioni i significati della cultura della comunità. E quindi è un compito della scuola. È vero che con diverse denominazioni l'educazione civica nella scuola elementare, per esempio, c'è sempre stata. Se partiamo solo dalla nascita della Repubblica, i programmi del 45, pochi sanno che abbiamo avuto degli illuminatissimi programmi durati 10 anni, dal 45 al 55, che paiono scritti oggi, ne leggerò un brano perché sono appunto attualissimi. C'era l'educazione morale e civile, abbastanza diluita e anacquata, diciamo, ma comunque con valori etici comunque presenti dai programmi del 55, i cosiddetti Ermini, dove si chiamava educazione morale. E nei programmi del 1985, gran parte della premessa era occupata proprio dall'educazione alla convivenza democratica e c'era un insegnamento che si chiamava studi sociali che si proponeva proprio di far conoscere ai ragazzi, ai fanciulli, ai bambini, l'organizzazione, appunto l'ordinamento dello Stato, i servizi, la conoscenza insomma della polis, detto in poche parole. Nella secondaria effettivamente non c'era, si è messo rimedio nel 1958 con il DPR 585, era ministro l'onorevole Moro, e viene introdotta l'educazione civica nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Ne troviamo ancora traccia nei programmi della scuola media del 79 proprio come denominazione educazione civica. Nella storia più recente, la legge 53 del 2003 in ogni ordine e grado prevedeva la convivenza civile, declinata in puntigliosi anche obiettivi specifici di apprendimento nelle indicazioni nazionali del primo ciclo, decreto legislativo 59, e nel decreto legislativo 226 del 2005 del secondo ciclo. E con le indicazioni nazionali per la scuola primaria e per il primo ciclo del 2007, la premessa si occupa in gran parte di educazione alla cittadinanza e ancora di più e più direttamente le indicazioni nazionali tuttora vigenti per il primo ciclo e l'infanzia del 2012. Addirittura nelle vigenti indicazioni nazionali del primo ciclo si fa un riferimento diretto alle competenze chiave europee per l'apprendimento permanente, definendole come l'orizzonte di significato verso cui tendere. Si dice che le competenze culturali e i saperi di base devono progressivamente contribuire a sviluppare le competenze chiave europee e vedremo perché questo è molto importante anche per la cittadinanza. Con la legge 169 del 2008 viene introdotta in tutti i gradi di scuola cittadinanza e Costituzione, in vigore appunto fino al settembre di quest'anno, quando è stata sostituita dalla nuova, diciamo, educazione civica. In tutti questi testi, dai più antichi all'ultimissima legge sull'educazione civica, l'insegnamento è trasversale e vedremo cosa significa. Trasversale a tutto il curriculum e a tutte le discipline. Mi piace leggere questo passaggio dei programmi del 45 proprio per far capire lo spirito che permea anche la nuova educazione civica, perché è così che deve essere. La scuola elementare, pertanto, non dovrà limitarsi a combattere l'analfabetismo strumentale, mentre assai più pernicioso è l'analfabetismo spirituale, che si manifesta come immaturità civile, impreparazione alla vita politica, empirismo nel campo del lavoro, insensibilità verso i problemi sociali in genere. Essa, la scuola, ha il compito di combattere anche questa grave forma di ignoranza educando nel fanciullo l'uomo e il cittadino. È da rilevare che con l'educazione morale e civile si mira più che a una precettistica di vecchia maniera alla formazione del carattere con un avveduto esercizio della libertà nella pratica dell'autogoverno. A tal fine è premessa indispensabile l'unità di insegnamento. La stessa costituzione delle singole materie è sorta da questa esigenza unitaria
e dalla critica all'indirizzo dispersivo delle precedenti partizioni che favorivano un insegnamento frammentario e slegato. È all'avanguardia oggi questo brano dei programmi del 45, perché ci parla appunto di eh, finalità educativa dell'insegnamento di tutte le discipline, di tutti i saperi, verso il civismo. E quanti concittadini possono dire che sono impreparati alla vita politica, che sono insensibili verso i problemi sociali, eh, e sull'unità di insegnamento e sull'interdisciplinarità, che sono i due nodi di questo passaggio, quanto dibattito c'è ancora e quanto da fare. Quindi troppo poco sono durati questi programmi e forse poco, ecco, hanno inciso sulle pratiche, ecco, della nostra scuola. Nel 1958 il DPR 585, che introduce l'educazione civica appunto nella scuola secondaria, contiene una frase lapidaria che secondo me dovrebbe essere incisa sulla pietra delle architravi delle scuole. Dice: la scuola giustamente rivendica il diritto di preparare alla vita, ma bisogna chiedersi se, astenendosi dal promuovere la consapevolezza della strutturazione civica, non prepari piuttosto solo a una carriera. E anche qui l'accento è sulla finalità dell'insegnamento. Se ci limitiamo all'istruzione dell'aspetto tecnico dei saperi, non prepariamo alla vita. Prepariamo, se va bene, solo a una carriera. Ma potremo allevare degli splendidi, per esempio, esperti di fisco che insegnano ai cittadini a frodare lo Stato. Potremmo educare degli splendidi e abilissimi chimici che si vendono ai narcotrafficanti, o dei cittadini anche onesti, mediamente galantuomini che fanno il loro lavoro, ma che hanno un'insensibilità alla vita politica, come si leggeva nei programmi del 45, verso i problemi sociali, l'immaturità verso la complessità e un'incapacità di pensiero critico verso la polis, appunto, dannoso per la tenuta della convivenza democratica. Eh, quindi anche questo testo del 1958 è estremamente attuale anche per l'educazione civica, che conserva quelle finalità, ci deve interrogare appunto sulle finalità ultime del fare scuola. D'altra parte, continua il DPR, il far entrare nella scuola lo stato grezzo e i moduli in cui la vita si articola non può essere che sterile e finanche deviante. La soluzione del problema va cercata dove essa è iscritta, e cioè nel concetto di educazione civica. Se ben si osservi, l'espressione educazione civica, con il primo termine educazione si immedesima con il fine della scuola, e col secondo civica si proietta verso la vita sociale, giuridica, politica, cioè verso i principi che reggono la collettività e le forme nelle quali essa si concreta. E qui dovremo trovare la risposta alla prima domanda: perché periodicamente c'è la spinta a reintrodurre l'educazione civica? Una responsabilità, secondo me, la scuola ce l'ha. Questo insegnamento non è mai passato a pervadere il curriculum. Questo convincimento mi viene dalla lettura di molti piani dell'offerta formativa, di molti documenti dei consigli di classe e dell'aver assistito a innumerevoli colloqui d'esame di primo e secondo ciclo, dove dal decreto legislativo 62 una parte obbligatoria è proprio dedicata all'aspetto della cittadinanza. E non c'è consapevolezza nei ragazzi di svolgere questo insegnamento in maniera sistematica, in maniera pervasiva dentro il curriculum, e non c'è nell'opinione pubblica. I ragazzi riferiscono episodi intorno a cittadinanza e Costituzione o alla o adesso a educazione civica. Nei TOF ci sono liste di progettualità, ma che non sono collegate spesso neanche al curriculum,
sembrano una cosa a latere del curriculum e non formano una cornice di senso unitaria dentro al curriculum che orienti i ragazzi in una mappa valoriale appunto della convivenza e del senso della convivenza. E, e non c'è questa percezione appunto, e l'illustre è assente è anche la Costituzione. Quando va bene, ci sono ragazzi che riferiscono con tono da memoria, appunto, la Costituzione è fatta di 139 articoli, di cui i primi 12 sono principi fondamentali, proprio con questo tono di voce. E alcune domande che io mi sono permessa di fare sugli articoli della Costituzione più evidenti, proprio sui principi fondamentali, hanno rivelato appunto che erano ignorati, anche se i ragazzi portati a ragionare non sull'articolo ma sui concetti che c'erano dentro, riuscivano a motivare, ma con la capacità di argomentazione, non perché avevano consapevolezza che stavano riferendosi alla Carta Costituzionale, che dovrebbe essere invece, come si legge nei documenti guida, appunto il faro, e anche nella legge 92, come dire. Quindi non possiamo perdere l'ultima scommessa, che è questa, di far sì che fra qualche anno qualcun altro continui ancora la catena del dire bisogna introdurre non più l'educazione civica perché c'è, ma qualcosa che gli somiglia a scuola, perché non c'è percezione che questo insegnamento ci sia. E il concetto di educazione alla cittadinanza si inserisce in un quadro nazionale, appunto con le norme che stiamo citando adesso, ma anche in un quadro internazionale. Nell'aspetto nazionale, prima di educazione civica, appunto, c'era dal 2009 cittadinanza e Costituzione, che poteva contare su un documento che guarda un po' però, è difficilissimo trovare in giro. Anche in rete ci vuole una ricerca molto approfondita, non si trova, ma è un documento, per esempio, di orientamento all'insegnamento molto bello e dal punto di vista pedagogico anche più ricco delle presenti linee guida. Infatti, io ho riportato alcuni passaggi proprio perché questi passaggi sono utili anche per l'educazione civica e erano appunto le linee guida del 2009 di cittadinanza e Costituzione. Si legge: va quindi evitato il rischio di delegare a questo solo insegnamento i compiti di natura educativa, tutti i compiti di natura educativa, che invece devono coinvolgere per forza tutti i docenti con il loro esempio e tutte le discipline, con particolari curvature del loro insegnamento. Resta confermato il principio che vuole la cultura mezzo e strumento consustanziale all'educazione. Da questo punto di vista, l'interiorizzazione dei principi che reggono l'impianto della nostra Costituzione e la conoscenza via via più approfondita delle norme che definiscono la cittadinanza appaiono come condizioni che giustificano e facilitano nei ragazzi l'adozione di comportamenti personali e sociali corretti sul piano dell'etica e della legalità. La Costituzione diventa in tal modo non solo il documento fondativo della democrazia nel nostro Paese, ma anche una mappa valoriale utile alla costruzione della propria identità personale, locale, nazionale e umana, e fornisce chiarezza di idee e di motivazioni utili ad esercitare la cittadinanza attiva anche in termini di impegno personale nel volontariato. E poi il documento prosegue parlando dell'ambiente d'apprendimento necessario per svolgere proficuamente l'insegnamento, le metodologie didattiche attive, per esempio, il far riflettere individualmente e collettivamente sui contenuti proposti, accedendo a casi concreti e sperimentando in prima persona, all'offerta di un continuo e costante punto di collegamento tra quanto discusso in classe e l'esperienza di vita. Alcuni compiti che si possono affidare ai ragazzi o dove i ragazzi possono agire, la cittadinanza agita, appunto l'impegno in prima persona per il benessere altrui, proprio e altrui. Per esempio attività di volontariato, tutela dell'ambiente quale bene comune, la promozione del fair play e dei valori positivi nello sport e nelle competizioni
di qualsivoglia genere, l'educazione alla salute come assunzione del rispetto di se stessi e degli altri, l'educazione stradale come educazione alla responsabilità nelle proprie scelte e nelle proprie azioni e altri esempi che si potrebbero trovare. Avevo citato la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulle competenze chiave perché è lo scenario internazionale che più è vicino allo spirito appunto dell'educazione civica. La raccomandazione del 22 maggio 2018 sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente sostituisce quella analoga del dicembre 2006. Ne mantiene l'impianto fondamentale rimarcando il fatto che le competenze chiave servono tutte e hanno tutte uguale importanza per lo sviluppo personale e sociale delle persone. L'impianto del 2006, ripeto, è rimasto. Tuttavia, tutto ciò che è successo e di grave e di grande nel mondo dal 2006 al 2015-16, quando la raccomandazione ha cominciato a essere rinnovata, ha convinto l'Unione Europea dell'importanza di rivedere un attimo l'accentazione delle competenze chiave. La definizione ci dice già perché, per esempio, tutti i nostri documenti orientativi sul curriculum scolastico e anche quelli degli altri paesi hanno come riferimento le competenze chiave, perché non solo le indicazioni nazionali del primo ciclo, ma anche il documento sull'obbligo di istruzione e i regolamenti del secondo ciclo hanno come sfondo proprio questa raccomandazione. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per le realizzazioni personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l'apprendimento formale, non formale e informale, in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità. Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza. Ognuna di esse contribuisce a una vita fruttuosa nella società. Le competenze possono essere applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse. Si sovrappongono e sono interconnesse. Gli aspetti essenziali per un determinato ambito favoriscono le competenze in un altro. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave. Tutti questi elementi che alcuni chiamano, fra virgolette, trasversali, alcuni ne fanno elenchi interminabili che chiamano soft skills, per esempio, sono già appunto contenuti nelle competenze chiave, in particolare nelle tre competenze che vedremo adesso, competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, competenza in materia di cittadinanza e competenza imprenditoriale. Le 8 competenze chiave del 18, infatti, come quelle del 2006 peraltro, sono le 8 facce di uno stesso prisma, che è la competenza, per questo si dice che sono tutte interrelate, e di fronte ai problemi agiscono tutte come un tessuto fatto di trama e di ordito. La trama potremmo dire che è fatta dagli ambiti culturali, cioè l'ambito di apprendimento, che si trova soprattutto nella competenza alfabetica funzionale, multilinguistica, matematica, scienza e tecnologia e ingegneria, digitale e competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. Queste 5 competenze hanno alle spalle dei saperi disciplinari che noi troviamo nelle discipline, hanno alle spalle quindi concetti culturali. La competenza alfabetica funzionale è sorretta dalle competenze di tipo linguistico, ma non solo le competenze tecniche della lingua, ma anche le competenze critiche della comprensione linguistica, perché la raccomandazione insiste molto sulla capacità di interpretazione critica dei messaggi, per esempio, anche quando si presentano multicanale, non solo verbali, ma anche visivi, eccetera. E nello sfondo noi intravediamo tutta l'ampia casistica che ci travaglia ovviamente delle fake news,
delle notizie non verificabili, delle falsità che girano e vengono diffuse perché le persone non hanno la consapevolezza critica di vagliare l'autorevolezza delle fonti. E vediamo subito quindi che la competenza alfabetica funzionale, comprensione profonda della lingua, si collega intimamente con la capacità di imparare a imparare, che è nutrita appunto dalla capacità critica di accedere alle fonti di informazione e al giorno d'oggi intimamente collegata alla competenza digitale, perché tutti noi accediamo alla rete per procurarci informazioni, ma sappiamo bene che la rete è un dono prezioso, come dire, meno male che c'è, però ci vuole la consapevolezza critica di sapere che non tutto è autorevole, anzi, che su milioni di pagine forse lo zero virgola periodico è autorevole e va vagliato, e il resto non lo è. Può essere addirittura ininfluente e talvolta pericoloso e dannoso. Dobbiamo avere la consapevolezza critica di vagliare, valutare e soppesare i messaggi. Questa capacità si nutre di comprensione profonda della lingua, competenza alfabetica funzionale, ma si collega ovviamente alla capacità di imparare a imparare e dato il mezzo, la competenza digitale. La competenza multilinguistica è fatta da tutti i patrimoni linguistici che la persona consegue, dalla lingua madre alle tutte le lingue di apprendimento ed elezione con cui viene in contatto e condivide le stesse competenze e abilità con la competenza alfabetica funzionale, con in più gli aspetti interculturali e storici necessari agli aspetti interculturali. La competenza matematica in scienze, tecnologia e ingegneria, ovviamente, capiamo tutti quanto è fondamentale nel nostro mondo complesso. Per ingegneria non si intende quella della laurea, ma si intende la capacità di agire di fronte ai problemi e di risolverli secondo procedure codificate, questa è l'ingegneria, e quindi ha a che fare con le tecnologie e con le scienze applicate ovviamente e con la matematica come metalinguaggio. La matematica è un metalinguaggio, potente quanto la lingua perché è una lingua. Noi parliamo col mondo e del mondo attraverso la lingua e attraverso la matematica e è necessario avere competenza matematica per interpretare correttamente molti fenomeni della vita. La competenza digitale è data per il 20% dall'abilità nell'usare i mezzi, che pur bisogna avere, ma dal restante 80% dalla capacità di accedere criticamente ai messaggi e alle informazioni e dall'usare in maniera responsabile e consapevole la rete. Quindi la competenza tecnica ci vuole sicuramente, ma la maggior parte della competenza è data dall'autonomia e dalla responsabilità. La competenza in materia di consapevolezza e espressioni culturali è nutrita dalla storia, dalla letteratura, dalle arti, dalla musica, dal diritto, dalla filosofia, dall'educazione religiosa, e voi capite quindi che sono tutti i portati culturali che ci fanno capire i nostri retaggi come persone e come comunità, chi siamo, da dove veniamo, da cosa siamo determinati come significati culturali, da chi ci viene il nostro essere come siamo. Le altre tre invece non hanno alle spalle dei significati culturali, sono competenze metacognitive, metodologiche, sociali, e sono appunto la competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, la competenza in materia di cittadinanza e la competenza imprenditoriale. Non ci inganni il significato semantico che ha in Italia sto termine, quell'imprenditoriale ha più il carattere di intraprendenza, capacità di iniziativa, di intraprendenza, di agire e modificare la realtà. D'altronde la definizione europea è bellissima e finanche commovente perché in sintesi dice che è la capacità di rilevare occasioni e opportunità e trasformarle in valore per gli altri.
un significato etico enorme. Quelle più collegate, un po' più, lo sono tutte, ma quelle più direttamente collegate all'educazione civica sono la competenza personale, sociale, capacità di imparare e la competenza in materia di cittadinanza. La prima è la capacità di imparare, che consiste nella capacità di riflettere su se stessi, di interpretare efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici, oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. Quindi quasi che tutte le risorse che vengono dalle altre 7 competenze confluiscano in questa per dare alle persone appunto gli strumenti per partecipare alla vita civica e sociale con critica, con comprensione, con consapevolezza. Vediamo adesso come la legge 92 sia anche profondamente coerente con i significati che abbiamo appena letto. Trova applicazione da questo 1° settembre, appunto, prevede un monte ore minimo, la legge molto spesso insiste sul fatto che almeno 33 ore, monte ore minimo di 33 ore annue, ha una valutazione autonoma con voto in decimi, questa è una novità. Nel primo ciclo è affidata la corresponsabilità di tutto il team consiglio di classe con l'individuazione di un coordinatore delle attività. Nel secondo ciclo ci sono scenari differenti, è affidata la responsabilità del docente di area giuridica economica, se presente, diversamente al consiglio di classe in contitolarità con l'individuazione di un coordinatore. In tutti i casi conserva anch'essa, come tutti i testi che l'hanno preceduta, un carattere trasversale al curriculum. È una legge che io definisco chimera perché è il frutto di 15 disegni di legge differenti, provenienti da persone e movimenti di diversa sensibilità, parlamentari di diversa provenienza, politici di diversa estrazione, sindaci, regioni, e per forza di cose il dover mettere insieme 15 testi di sensibilità diversa ha reso necessario un compromesso che ha generato inevitabilmente nel testo delle contraddizioni interne, alcune delle quali mi paiono più presenti e si possono ridurre e contenere attraverso una sapiente pianificazione curricolare e didattica. La prima è la trasversalità, che è presente come connotazione, versus un orario predefinito. La trasversalità è liquida, è diffusa, vuol dire che l'insegnamento è dappertutto, e l'orario predefinito invece sembra dire c'è un confinamento dentro uno spazio e un tempo definito. Per fortuna si insiste sempre molto che questo orario di 33 ore è il minimo, è almeno, anche perché in 33 ore, sinceramente, in un anno si fa in tempo a entrare in classe, salutarli e uscire, si danno informazioni, ma non è che si fa un'educazione. Richiamo all'educazione e alla responsabilità versus l'assegnazione di un voto. Le finalità dell'educazione civica, le troviamo all'articolo 1 della legge, sono proprio l'educazione alla responsabilità. Responsabilità, quindi autoassunzione, assunzione di responsabilità verso le proprie azioni, motivazione intrinseca nel comportamento. Il voto è la cosa più estrinseca che ci sia. È eterodirezione un voto, è agire in cambio di, non per la consapevolezza dell'agire. La trasversalità ancora versus una frammentazione delle educazioni A
che ancora resta anche nel testo della legge 92. Per educazione A mi riferisco a tutta la mole di attenzioni che la scuola nel tempo ha avuto a fare educazione stradale, educazione affettiva, educazione ambientale, educazione alimentare, educazione alla salute, educazioni A, che confligge con la trasversalità che imporrebbe di occuparsi di educazione tout court. E se ci si occupa di educazione tout court, allora istruendo, dentro le informazioni che comunque daremmo perché è il nostro mandato nelle diverse discipline, troveremmo la piegatura, la curvatura di cui parla anche il documento del 2009, a finalizzarle nella educazione appunto a mantenersi in salute, a una vita attiva, libera da comportamenti nocivi, per esempio, a buone relazioni e così via. È facendo il normale lavoro di istruzione che noi dobbiamo piegare appunto alle finalità di questo sapere, prendendo in mano l'istruzione e finalizzandola all'educazione tout court. Allora ritroveremmo facilmente anche le diverse educazioni che altrimenti sarebbero frammentate e prese una alla volta. Ci sono anche delle importanti opportunità nella legge, prima di tutto le finalità che rientrano appieno nel mandato della scuola, quindi è un'opportunità la trasversalità e la contitolarità dell'insegnamento, perché richiama la comune responsabilità del gruppo docente, il richiamo alla cittadinanza europea, alla cittadinanza digitale, al diritto alla salute, al benessere e alla sostenibilità. Il richiamo all'opportunità di avvicinare gli studenti al diritto del lavoro, specie i più grandi, naturalmente, e un discreto gruzzolo che non si vede spesso nelle leggi per la formazione degli insegnanti. La prima annualità sta partendo proprio in queste settimane. L'articolo 1 ci dà i principi fondamentali della legge e si legge: l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione consapevole alla vita civica, culturale e sociale del Paese nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione Europea, per sostanziare in particolare la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, educazione finanziaria, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. L'educazione finanziaria la vedete in corsivo perché non era nel testo originale, è stata introdotta successivamente. I significati della legge 92 si possono riassumere in 3 nuclei concettuali fondamentali. Il primo, possiamo dire, è Costituzione, ordinamento dello Stato, delle autonomie locali, dell'Unione Europea, cultura della legalità, e è declinato dagli articoli 3 e 4 in contenuti riassumibili in Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione Europea, degli organismi internazionali, storia della bandiera e dell'inno nazionale. Elementi fondamentali di diritto con particolare riguardo al diritto del lavoro, per i più grandi ovviamente, educazione alla legalità e al contrasto delle mafie, educazione stradale, educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. È tutta la grande area degli ordinamenti e della legalità, praticamente. Prima fra tutti l'attenzione alla Costituzione. Infatti all'articolo 4 la legge insiste molto sulla Costituzione. A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica è posta la conoscenza della Costituzione italiana. Gli alunni devono essere portati alla conoscenza dei contenuti della Carta Costituzionale sin dalla scuola dell'infanzia del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, per conseguire appunto competenze ispirate ai valori della responsabilità, della partecipazione e della solidarietà. La conoscenza della Costituzione italiana rientra tra le competenze di cittadinanza che tutti gli studenti di ogni percorso di istruzione e formazione devono conseguire, con particolare riferimento agli articoli 1 e 4 della Costituzione. Possono essere promosse attività per sostenere l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro. E poi mette l'accento sul fatto che appunto a seguito della riforma del titolo quinto del 2001 è necessario promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale,
studiando appunto gli statuti delle regioni dell'autonomia ordinaria e speciale. E al fine di promuovere la cittadinanza attiva possono essere attivate iniziative per lo studio dei diritti e degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale. Anche questo è particolarmente importante perché con le autonomie decentrate noi vediamo come le competenze dello Stato e degli organismi autonomi decentrati siano concorrenti e per esempio in questi giorni, per esempio nella gestione della sanità, e quindi vediamo come impatta nella nostra quotidianità questa concorrenza di competenze e come è necessario che i cittadini sappiano appunto quali sono le diverse competenze e di chi per poter partecipare al meglio e anche per esercitare il controllo democratico. Il secondo nucleo è Agenda 2030 e sviluppo sostenibile, salute, valorizzazione del patrimonio culturale, sicurezza e protezione civile. I contenuti sono l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l'educazione ambientale, lo sviluppo ecosostenibile e la tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni, delle eccellenze territoriali e agroalimentari, educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni, formazione di base in materia di protezione civile, educazione alla salute e al benessere e appunto educazione finanziaria introdotta successivamente. E secondo me hanno fatto bene, nel senso che l'educazione finanziaria è una cosa importante. Noi vediamo costantemente nelle cronache quante scelte rovinose per se stessi, per la propria famiglia, fanno i cittadini a volte per inconsapevolezza, per ignoranza dei meccanismi finanziari. E è necessario che i cittadini invece siano portati fin da piccoli, direi, a pianificare con consapevolezza le proprie risorse, a gestirle al meglio per se stessi, ma anche per il benessere collettivo. Anche questa è sostenibilità. L'educazione finanziaria ha a che fare con la sostenibilità, in effetti, oltre che con la legalità per certi aspetti, ma soprattutto con la sostenibilità. Un'economia sostenibile, di cui parla anche l'Agenda 2030, tra l'altro, riposa anche su una buona educazione finanziaria di tutti i cittadini, che vuol dire per esempio risparmio, ma anche spesa consapevole, evitare lo spreco, a essere attenti ai meccanismi appunto della sostenibilità economica, delle iniquità. Questa è educazione finanziaria, che del resto, se io ricordo, è passato tanto tempo, insomma, ecco, quando io ero alle elementari, il 31 ottobre era la giornata del risparmio e le casse di risparmio locali regalavano un salvadanaio piuttosto pesante e robusto dove invitavano appunto al risparmio, ma anche durante l'anno regalavano ai ragazzi un giornalino molto bello, tra l'altro, che era anche illustrato dai maestri del fumetto, dell'arte del fumetto italiana, da Tofano in poi, insomma, e aveva come scopo proprio l'educazione attraverso questo linguaggio eh, accattivante, e anche questo era motivo di elogio, voglio dire, al risparmio, all'evitare lo spreco, e gli insegnanti erano attenti anche a questi aspetti. Era un'altra società, un po' più povera forse, e che non aveva perso appunto quell'attenzione a evitare gli sprechi che poi invece è stata un po' perduta nel tempo. L'intero articolo 5 riguarda la cittadinanza digitale e è anche illustrato con minuziosi obiettivi, direi quasi, che riguardano appunto l'analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti delle informazioni e dei contenuti digitali, l'interagire attraverso le tecnologie digitali in maniera appropriata, partecipare al dibattito pubblico con i servizi digitali, conoscere le norme comportamentali da osservare attraverso l'uso delle tecnologie digitali e adattare le comunicazioni al pubblico specifico,
creare e gestire l'identità digitale proteggendo i propri dati e reputazione e quelli degli altri, conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza, essere in grado di evitare rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico, proteggere sé e gli altri da pericoli, in particolare appunto con particolare attenzione al bullismo e al cyberbullismo, ma non solo. Ci sono anche le truffe, ci sono anche appunto le cosiddette subculture giovanili che veicolano modelli di vita spesso nocivi per la salute e per la sicurezza e anche per la legalità. Quindi c'è una massima attenzione appunto a questo tipo di educazione che riporta appunto a quella considerazione che solo una minima parte della competenza digitale è fatta di padronanza tecnica, che pure ci vuole. La gran parte è fatta di responsabilità. Il 22 giugno 2020, col decreto ministeriale 35, il Ministero ha emanato le linee guida contenute nell'allegato A del decreto 35 e le competenze generali per il primo ciclo, allegato B, e per il secondo ciclo, allegato C. Che cosa dicono, di che cosa parlano le linee guida? Beh, parlano dell'assegnazione dell'insegnamento, dell'organizzazione dell'orario e delle attività e portano appunto le competenze generali che integrano i profili finali degli studenti, danno qualche informazione e qualche orientamento al lavoro delle scuole per il prossimo triennio, accennano al piano di formazione dei docenti, che però è minuziosamente regolato da note successive emanate durante l'estate. Organizzazioni possibili per il primo ciclo: tutti o parte dei docenti sono contitolari, a seconda delle declinazioni delle attività nel curriculum, ma siccome nessuno può essere chiamato fuori dalla responsabilità dell'educazione civica, in quanto tutti i saperi contribuiscono all'educazione civica, tutti i saperi hanno rilevanza civica, io direi che sono tutti contitolari. Le 33 ore minime di educazione civica si svolgono all'interno dell'orario di ciascuno in coerenza con il curriculum generale. Ovvero, seconda possibilità, le 33 ore minime trovano uno spazio apposito nell'orario settimanale, ricavando utilizzando la quota di autonomia del 20%. Tutti i docenti contitolari quindi svolgerebbero, secondo una pianificazione concordata, le attività in quello spazio. E noi propendiamo sicuramente per la prima soluzione, cioè le 33 ore minime si svolgono all'interno dell'orario di ciascuno in coerenza con il curriculum generale, perché questo rispecchia la trasversalità. Ognuno, parlando delle proprie cose, dei contenuti della propria disciplina, si amministra gli aspetti civici nel proprio orario, con quell'attenzione sempre a esplicitare ai ragazzi il significato di quel che imparano e ciò che quel che imparano dovrà essere reso alla comunità in termini di vantaggi appunto per la comunità. Il confinare, diciamo, la seconda soluzione comporta che la scuola, utilizzando la quota di autonomia del 20%, togliendo un po' all'uno, un po' all'altro, ricavi per esempio un'ora alla settimana e dica il martedì dalle 8 alle 9 c'è educazione civica. Ma allora tutti dovrebbero, dicono poi le lingue, svolgere secondo una pianificazione concordata le attività in quello spazio. Scusate la comunicazione molto diretta, ma a me pare che questa soluzione chiuda l'educazione civica in un serraglio, che non è proficuo. L'educazione civica non è una materia come le altre, infatti non è una materia, è un insegnamento. E se è trasversale, deve essere presente sempre nel curriculum, pervadere il curriculum. In ogni caso, però, aggiunge subito, le attività di educazione civica si intendono trasversali a tutto il curriculum. All'interno del consiglio di classe o equipe docente viene individuato il coordinatore.
Per il secondo ciclo ci sono tre scenari possibili. Il primo è quando ci sono gli istituti che hanno già nel loro quadro orario ordinamentale il diritto alle discipline giuridico-economiche. In questo caso, se nel quadro orario sono previste discipline giuridico-economiche, la titolarità e il coordinamento dell'educazione civica sono affidati al docente di tali discipline. La trasversalità, tuttavia, deve essere garantita dalla declinazione dei percorsi didattici coerenti con i nuclei concettuali dell'educazione civica all'interno di tutto il curriculum. E fin qua è quello che dice la legge e quello che dicono le linee guida. L'esempio lo faccio io, ma certo che l'insegnante di diritto non può esaurire tutti e tre i nuclei da solo. Per esempio, la cittadinanza digitale, ovvio che dovrà essere curata da tutti, perché nessuno può chiamarsi fuori. Particolarmente qualificato sarà però, per dire, il contributo dei docenti di discipline informatiche che portano anche gli strumenti tecnici, diciamo. La sostenibilità sarà approfondita dai docenti di discipline geografico-scientifiche e tecnologiche, però riguarda tutti quanti. Il secondo scenario è dato da dove quelle scuole, dalle scuole che non hanno diritto nel quadro orario, ma potrebbero avere dentro l'organico dell'autonomia docenti abilitati al loro insegnamento alle discipline giuridico-economiche, i cosiddetti docenti di potenziamento, per dire, magari abilitati a insegnare queste materie. Qualora il docente è abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia presente in organico dell'autonomia, ma non sia già contitolare del consiglio di classe, egli potrà assumere il coordinamento della disciplina per una o più classi. In tal caso, in queste classi si dovrà creare uno spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, il docente possa procedere alla didattica dell'educazione civica all'interno della quota oraria settimanale o all'interno della quota di autonomia eventualmente attivata nelle modalità approvate dal collegio dei docenti. Allora, ci sono già i due scenari preordinati. Primo scenario, non c'è diritto nella scuola, però abbiamo il docente del cosiddetto potenziamento che lo può insegnare. Bene, si può proporre a questo insegnante, perché non si deve, c'è scritto può, potrà assumere, il coordinamento della disciplina in una o più classi. Normalmente sappiamo che i docenti di potenziamento non fanno parte dei consigli di classe e non partecipano agli scrutini. È diverso invece il caso in cui assumano l'educazione civica. Intanto si dice si dovrà creare uno spazio settimanale in cui, secondo la pianificazione curricolare, questo insegnante entra anche in contemporaneità con i colleghi, per esempio di filosofia, di italiano, di storia, e svolga il suo piano di lavoro. Questa mi pare una soluzione anche vantaggiosa e anche che può portare a belle cose. La seconda possibilità è che si ricavi lo spazio per lui solo all'interno della quota di autonomia. Allora non ci sarebbe contemporaneità, ma si ricava l'ora di educazione civica. E questo a me piace meno, sinceramente, perché si torna al serraglio e aumenta il rischio di delega della cosa solo a questo insegnante, gli altri dicono a me non riguarda. Comunque, se, se l'insegnamento e il coordinamento vengono assegnati a questo docente del cosiddetto potenziamento, in quanto titolare di un insegnamento aggiuntivo specifico, che è l'educazione civica, egli entra a far parte integrante a pieno titolo del consiglio di classe in cui opera, giustamente. E quindi ovviamente parteciperà agli scrutini, voterà, anche perché coordina l'insegnamento e quindi ha una responsabilità specifica. Il terzo scenario è che non ci sia le materie giuridico-economiche nel quadro orario e che neanche ci siano docenti abilitati nell'organico. In questo caso si procede come per il primo ciclo. Sarà affidata la contitolarità a più docenti competenti per i diversi obiettivi e risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dei consigli di classe e il coordinamento sarà affidato a uno dei docenti contitolari dell'insegnamento. Anche in questo caso io direi nessuno può chiamarsi fuori e dire a me non riguarda. Nel tempo poi ci sono degli orientamenti di lavoro
Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, nell'ambito della programmazione già svolta in seno al consiglio di classe, procederanno a una definizione preventiva dei traguardi di competenza, obiettivi e risultati di apprendimento e potranno proporre unità didattiche che sviluppino con sistematicità e progressività conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati, avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. Avranno cura altresì di definire, questo è importante, il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica al fine di documentare l'assolvimento della quota minima annuale prevista di 33 ore. Questi sono i traguardi del primo ciclo, sono 12, che riguardano i tre nuclei sostanzialmente, e questi quelli del secondo, che sono 14, sono un po' più piegati sul primo nucleo, ma insomma anche questi riguardano i tre nuclei dell'educazione civica. Hanno alcune criticità le linee guida. Si dice che, le linee guida provvedono a individuare i traguardi, li chiama così, per le competenze non già previsti, integrando i profili finali degli studenti, che però per il primo triennio i traguardi specifici dell'educazione civica li dovranno trovare le scuole, mentre solo dal 23-24 saranno il Ministero darà i traguardi definitivi. Per gli anni scolastici, appunto, la valutazione, si dice, si baserà su i traguardi e gli obiettivi, i risultati determinati dalle scuole. E a partire dal 23-24 la valutazione avrà riferimento invece ai traguardi di competenza definiti dal Ministero. Questa è una criticità non da poco. Chiaramente queste criticità perché ci sono? Perché per 3 anni le scuole dovrebbero inventarsi dei traguardi che in realtà sono riserva del Ministero e lo faranno tutti individualmente e tutti saranno diversi, quindi, e fra 3 anni dovranno rifare il curriculum su quelli definitivi. È un investimento di tempo e di lavoro molto elevato e quindi noi suggeriamo di risparmiare almeno tanto tempo, non inventandosi niente, ma studiando e sviluppando il curriculum sulla base delle 12 o 14 competenze date dalle linee guida. Almeno risparmiamo il tempo di inventarci improbabili cose. E, a dire il vero, per le scuole del Veneto noi abbiamo già messo a disposizione un esempio di curriculum basato proprio sui 12 e 14 traguardi e anche le rubriche di osservazione. Quindi le scuole del Veneto possono contare appunto su questo strumento, che sono libere di utilizzare o no, ovviamente. E, naturalmente i criteri di valutazione dovranno, quelli del TOEFL dovranno riguardare anche l'educazione civica, che anche lei ha un voto. In sede di scrutinio il docente coordinatore formula la proposta, avendo raccolto i dati da tutti i suoi colleghi, e propone la valutazione in sede di consiglio di classe o di team, che naturalmente poi dispone la valutazione come per le altre discipline. Gli elementi conoscitivi sono raccolti all'interno del team e dell'intero consiglio di classe. Si dice che appunto per facilitare la cosa, e questo è giusto, ci si può avvalere di strumenti condivisi quali rubriche e griglie di osservazione e si ricorda che nel primo ciclo, in coerenza col decreto 62, il voto dell'educazione civica e anche quello delle altre discipline dovrebbe essere descritto per esplicitare il livello di apprendimento a cui corrisponde il voto. Si ricorda anche che per la primaria non c'è più il voto in decimi, ma c'è il giudizio descrittivo, appunto, e presto uscirà anche l'ordinanza che disciplina questa cosa. E per la secondaria, viva Dio, se abbiamo già la descrizione del voto, siamo facilitati. Per la primaria, se abbiamo già una descrizione, vediamo cosa dice l'ordinanza, ma basterebbe tenere la descrizione senza il voto.
Qua si ripete appunto che dal 23-24 la valutazione avrà riferimento ai traguardi emanati dal Ministero, mentre per questo primo triennio ci si baserà sui risultati trovati dalle scuole stesse. E opportunamente si fa notare che la valutazione del comportamento, secondo il decreto 62, deve render conto dello sviluppo di competenze di cittadinanza, perlomeno nel primo ciclo, ma anche nel secondo, certamente. E quindi ci sono delle interferenze, possiamo dire, delle comunanze, meglio dire, tra una parte della valutazione dell'educazione civica e la valutazione del comportamento, perché anche il comportamento si riferisce a competenze di cittadinanza, come l'educazione civica. Però, come vedremo, l'educazione civica ha una valutazione più articolata del comportamento, perché sono due piani di valutazione appunto un po' differenti. Le linee guida dicono che in sede di valutazione del comportamento si possa anche tener conto delle competenze conseguite nell'ambito dell'educazione civica, certamente. Si ricorda che il voto dell'educazione civica, come quello delle altre discipline, concorre all'ammissione alla classe successiva all'esame di Stato e per le terze, quarte e quinte del secondo grado anche all'attribuzione del credito scolastico. Vediamo adesso cosa si può fare sotto l'aspetto didattico, che cosa significa trasversalità. Se di educazione si tratta, compete a tutti. La finalità è lo sviluppo di comportamenti autonomi e responsabili nei giovani cittadini. Autonomia e responsabilità sono anche gli aspetti che connotano gli atteggiamenti della persona che agisce in modo competente. Infatti la competenza è definita nel contesto europeo come conoscenze, abilità e comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche di fronte alle situazioni e ai problemi, agendo in modo autonomo e responsabile. Quindi l'agire autonomo e responsabile connota l'agire competente. Potremmo dire che l'educazione civica quindi persegue lo sviluppo di atteggiamenti competenti. Lo sviluppo di atteggiamenti autonomi e responsabili deve essere perseguito attraverso tutti gli insegnamenti nel curriculum, perché è nel mandato della scuola, in modo quotidiano, diffuso e ordinario. Infatti la finalità dei saperi è quella attraverso di essi di servire al bene comune e di non violare mai l'interesse della comunità. È questo il senso del sapere. In ogni insegnamento è presente il punto di vista della cittadinanza. Tutti i saperi costruiscono la cittadinanza. In pratica noi dobbiamo far sì che i ragazzi siano consapevoli che la comunità mette a loro disposizione delle risorse attraverso la scuola e che essi devono restituire alla comunità queste risorse messe a disposizione usando i propri saperi che la comunità ha messo loro a disposizione, mai per violare il bene comune, ma per contribuire al benessere e al bene comune. Per come le discipline possono contribuire alla cittadinanza. Gli insegnanti dovrebbero avere cura di far emergere in ogni aspetto del sapere e dei contenuti disciplinari la prospettiva di cittadinanza. E ciò che è possibile, sì, lo so, che devo tagliare, è possibile concretizzare nella vita e nella comunità. Alcuni esempi: in scienza, tecnologia e geografia si affrontano ordinariamente temi che possono ricondursi alla sostenibilità, alla salute e alla sicurezza. Storia e diritto spiegano il senso e il contenuto dei patti sociali. La matematica supporta il pensiero critico e razionale. La geografia e l'economia spiegano fenomeni odierni. Porgere agli studenti solide competenze e non solo abilità e conoscenze nelle varie discipline fornisce quindi potenti strumenti di cittadinanza, e questa è una questione di democrazia e di tenuta della convivenza democratica. È irrinunciabile un ambiente di apprendimento coerente, perché non si sviluppa autonomia dove non ce n'è, non si sviluppa responsabilità quando nessuno te la dà, non si impara la democrazia in un ambiente non democratico. Quindi l'ambiente di apprendimento per l'educazione civica e per le competenze esige la partecipazione attiva e agita degli alunni
che in forma collaborativa costruiscono i propri saperi in autonomia e responsabilità e partecipano alla costruzione delle regole, ma anche alla valutazione, fondando un solido sistema di autovalutazione. Che fare? Strutturare un curriculum unitario che consideri per ogni disciplina il concorso alle competenze chiave e di cittadinanza. Individuare nuclei concettuali e tematici che si prestino all'indagine trasversale. Strutturare ogni insegnamento per compiti significativi in un ambiente di apprendimento attivo e collaborativo. Quantificare, oltre ai nuclei tematici riconducibili, anche le ore per l'unità, in modo da documentare il tempo, ricordando che 33 ore è il minimo, ma che tutto il monte orario dovrebbe essere di educazione civica, proprio col senso dato alle discipline. Ogni disciplina, ogni docente valuterà gli aspetti di cittadinanza affrontati con strumenti che non possono essere solo quelli della verifica tradizionale, fornirà al coordinatore gli elementi su uno strumento condiviso possibilmente e una rubrica è quello che si presta meglio, che del resto dovrebbe essere già per i voti, per tutti i voti, quindi una rubrica dell'educazione civica faciliterebbe anche questo sistema. Si ricorda solo che anche per la scuola dell'infanzia sono previste attività di sensibilizzazione, del resto tutti i campi di esperienza concorrono alla cittadinanza, che è uno dei 4 pilastri della scuola dell'infanzia, in particolare il campo il sé e l'altro. Ecco, grazie per l'attenzione, vediamo se ci sono domande. Sì, ci sono delle domande, 2 domande sono arrivate, sono state filtrate dalla regia. Intanto tutti chiedono di poter disporre delle slides che Certo. sono molto ricche e devo dire sono una pista di valore metodologico didattico imprescindibile per un lavoro molto concreto, quindi ti ringrazio davvero per questa proposta. E il discorso poi si parla delle competenze, in fondo si dice queste competenze dipendono l'une dalle Sì, altre. Mi pare certo. che tu l'abbia sottolineato in Sì, tutte le parole. sì. Prego. Sì, le competenze chiave di cittadinanza, lo dice la stessa raccomandazione, sono profondamente interrelate perché concorrono alla responsabilità e all'autonomia, che è la finalità di tutti i saperi. Appunto, la competenza è agire in modo autonomo e responsabile, che è la stessa finalità dell'educazione civica. Ma pensateci un po', se io insegno ai termotecnici che per costruire e far manutenzione a una caldaia ci sono delle norme di buona tecnica e delle leggi. Qual è il senso di queste norme e di queste leggi se non mantenere la sicurezza, l'economia, la sostenibilità, l'ambiente? E questa è la finalità civica. Se io parlo di energia in scienze, non posso non parlare di uso sobrio dell'energia, di fonti rinnovabili e non, di pericolosità eventuale di alcune fonti, di rinnovabilità, di sostenibilità. Se io faccio il corpo umano, non lo faccio per imparare a memoria il nome delle ossa, ma per tenerlo in salute, per evitare i comportamenti dannosi. Il senso è rispondere alle domande che ci fanno perché vuoi che impariamo sta cosa. Che sottende una domanda chiave, giusta, che i ragazzi hanno diritto di fare. Che senso avrà per me, persona e cittadino, quello che mi chiedi di imparare? E tutto ha un senso e sta a noi trovarlo. Ha senso imparare la poesia? Sì che ha senso per la persona e il cittadino, ma siamo noi adulti a doverlo trovare. Quindi dipendono tutte le une dalle altre, sì, perché la competenza è una e è una dimensione della persona. È fatta da tante facce. Le 8 competenze sono le facce di un prisma. L'agire civico, a vantaggio della polis, è l'agire autonomo e responsabile in senso kantiano, Io etico. ringrazio, no, e quello che sta dicendo la scrittrice mi sfida a un commento, cioè a questa dimensione etica che è una dimensione di responsabilità, non è una dimensione di modellizzazione funzionale a qualche progetto
come dire, sovragettato, sovrastrutturato, è una progettazione di etica della libertà. Sì. Grazie all'ispettrice che io adesso sfido in maniera un po' provocatoria, io conosco in maniera approfondita, perché l'ho sperimentata, la sua competenza di psicologa del lavoro, perché lei ci ha fatto dei momenti di formazione strepitosi in questo senso, e io credo che lei potrà darci una mano anche su queste discipline di sua competenza personale specifica, delle chiavi interessanti per sviluppare questa riflessione metodologico-didattica e mettersela a disposizione. Sono sicuro che ne verrà fuori, perché quello che hai toccato adesso sull'energia è di importanza strategica, cioè l'educazione civica riguarda i termotecnici, riguarda chi fa logistica e trasporti, riguarda gli Chi fa elettronici, agricoltura, l'agricoltura, chi non fa c'è cucina. campo. Pensiamo a cosa sono state le questioni dei PFAS, cosa sono le questioni dei fertilizzanti, cosa sono le questioni della bioagricoltura e tutte le questioni che hanno a che fare con gli organismi geneticamente modificati. Allora, io credo che abbiamo una grande sfida. Non faremo tutto subito, non lasciamoci condizionare dalla visione meccanica delle iniziative che a domanda risponde e a tasto corrisponde gesto e il risultato, ma iniziamo a gettare i semi. Grazie ispettrice di questo Grazie a contributo voi. e buon lavoro a tutti i colleghi che ci hanno ascoltato e rasentavano il centinaio anche in questa comunicazione. La regia può chiudere. Grazie e buon lavoro a tutti.